Mettiamo assieme la generazione dei giovani, la generazione Z, assieme all'artigianato, al Made in Italy, che è una realtà importantissima per tutta la nostra nazione e soprattutto per il nostro Veneto. Mettere insieme quindi i giovani, assieme a tradizione e cultura che rappresenta il nostro artigianato, penso che sia la situazione migliore per portare avanti il Made in Italy attraverso quello che è il futuro. Il futuro sono i giovani. Oggi siamo in una villa bellissima dove ovviamente l'artigianato ha fatto la sua parte. Dobbiamo senz'altro dialogare con loro e trovare quel punto di incontro, quel matching che permette a queste generazioni di portare avanti questi valori. Sono le mani e la conoscenza che è racchiusa nel gesto che fanno il valore del Made in Italy artigianale. Trasferirle non si fa solo sui banchi di scuola, si fa insieme, si fa attraverso l'apprendimento tra generazioni, dove il senior può insegnare al junior il gesto, l'intelligenza che c'è dietro il gesto, ma al tempo stesso può imparare dal junior i nuovi linguaggi, le nuove narrazioni che servono per rendere il Made in Italy più attuale. Io credo non ci siano alternative, far entrare i ragazzi nel nostro racconto, lasciando che loro però raccontino quello che vorrebbero che fosse l'artigianato del futuro. Mi sembra il titolo sia Mani Future, no? Ecco, quindi la manifattura del futuro che sta nel mondo dell'artigianato, lo respira, e poi anche con questa nuova normativa del 7 aprile che ci riserva questa terminologia di artigiano, è un timbro forte, è un timbro che dà identità e che dà non solo, dà una possibilità di creare un'economia sostenibile e soprattutto creare un futuro per questi ragazzi. È stata un'esperienza molto formativa, sia per il fatto che abbiamo avuto modo di confrontarci con altre due classi e quindi scoprire insieme qual è l'artigianato in Italia, quindi effettivamente che cos'è il Made in Italy. Per me era proprio la cura, l'eleganza, la bellezza che ci sta dietro a questi prodotti che effettivamente sono parte di ogni artigiano, questa parte dell'artigiano che vuole portare al mondo, e penso che sia veramente molto bello e molto caratteristico della nostra italianità. È stato importante perché è vero che loro non conoscono il Made in Italy, non conoscono nemmeno l'artigiano in sé, hanno ancora dei miti vecchi che vedono l'artigiano come il mastro Geppetto, per intenderci, delle cose. E questo lavoro che abbiamo fatto con loro li ha costretti ad informarsi, a vedere, a guardarsi intorno, a collaborare insieme tra persone che non si conoscevano inizialmente, che è importantissima la collaborazione. E dopo ad avere una scadenza, perché l'hanno fatto in mezza giornata, anche questa è una cosa importantissima. Però questo lavoro l'hanno reso loro edotti di cos'è l'artigiano, di cos'è il Made in Italy, e cosa che altrimenti, come ci hanno testimoniato anche loro tra l'altro, non avrebbero mai conosciuto, mai saputo. Quindi per me questi eventi come questo sono qualcosa di importantissimo per portare ai giovani i valori dell'artigiano e del Made in Italy. È importante capire cosa cercano. Ne dico una, ce ne sono diverse, ma ne dico una che forse è la più importante: significato. Cercano un significato nel lavoro, cercano un lavoro come mezzo per realizzare i propri talenti, come mezzo per lasciare un segno, e da questo punto di vista l'artigianato potrebbe offrire grandissime opportunità, perché nell'artigianato tu puoi realizzare la tua creatività, la realizzi in un oggetto che può appunto lasciare un segno.